Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici scacchisti, subito pronti per vedere una nuova e interessante partita giocata pochi giorni fa in Argentina all'interno di un torneo internazionale fortissimo, dove con il bianco abbiamo una giocatrice fortissima del Perù che con il titolo di grande maestro femminile dall'alto dei suoi 2350 punti condurrà i pezzi bianchi, con il nero un grande maestro parecchio conosciuto in Spagna con il nickname del Fo, che si chiama David Larigno. Ho conosciuto David personalmente in diverse occasioni, diciamo un giocatore molto estroso, eccentrico, ma soprattutto tattico. Vediamo se la premessa del suo gioco tattico corrisponde a quello della partita. G3 per il bianco, mossa tipica del giocatore che vuole provare a sorprendere l'avversario in apertura o comunque vuole evitare di giocare posizioni molto classiche e battute. Su G3 il centro della scacchiera è totalmente libero, quindi il nero gioca la mossa più semplice come D5 dopo alfiere G2 E5, quindi il nero qui ha il controllo totale del centro, ma queste sono mosse che poi permettono al bianco, tra virgolette, di andare in contropiede. E per quale motivo? Dato che l'alfiere è già in fianchetto, quest'alfiere controlla due case molto importanti, quindi E4 e D5, e dunque dopo C4 aumenta la pressione lì al centro. La strategia del nero è semplice, il nero dice ok, tu mi hai lasciato controllare il centro, posiziono i miei pedoni e poi più avanti cercherò di rafforzare questo controllo lì al centro. Ed effettivamente Davide Larigno decide quindi, dopo la spinta C4, di portare un pedone in D4. Il bianco non è d'accordo, decide dunque di allontanare questo pedone e dopo E3 cavallo C6. Quindi questa qui è la partita giocata. L'idea: sostenere il pedone D4. Questo pedone è vero che per adesso il bianco ha un po' piccolissimo, proprio leggerissimo vantaggio, forse il gioco più facile, ma siamo ancora all'inizio e il nero, diciamo al controllo totale della diagonale bianca, corrisponde questo pedone in D4. Tutta la partita sarà importante per il nero avere il controllo di quella casa. A3 sulla scacchiera, idea B4, e A5 abbastanza tipica, quindi quando un giocatore vuole prendere spazio sul lato della scacchiera solitamente la reazione tipica è cercare di impedirlo. D3 giocata e a questo punto pedone cattura E3 e alfiere riprende. A questo punto il nero, Davide Larigno, che dicevo prima un giocatore molto tattico, creativo, decide di giocare cavallo E7. Nel mio database questa posizione non è mai stata giocata. Quindi cavallo E7, direzione F5, voglio prendere l'alfiere oppure voglio creare il mio fortissimo avamposto nella casa centrale. Cavallo C3 giocata, cavallo F5, mossa spontanea e naturale, e a questo punto cavallo D5 per il bianco. Guardate che curiosa questa posizione, il nero ha mosso già due volte il proprio cavallo e la successiva decide di muovere due volte anche l'altro cavallo. Il bianco ha mosso dei pezzi e comunque potrebbe essere già pronto e predisposto magari a creare un arrocco. Effettivamente dopo cavallo E2 l'arrocco è già nell'aria. Ma dopo questa mossa De Sicori probabilmente non si è tirata indietro diciamo da queste caratteristiche. Diciamo Davide Larigno è conosciutissimo per il suo gioco dinamico, il gioco tattico, e lei non si è tirata indietro. Qui ha deciso di entrare in complicazioni giocando alfiere G5. Alfiere G5 vuole deviare la donna, in caso di cattura seguirà il doppio, se io catturo appunto doppio. E questa posizione magari per certi versi può sembrare che il nero qui abbia qualcosa, ma effettivamente non ha assolutamente nulla. Qui dovrebbe spostare il re dopo la cattura della torre e il bianco muoverà il suo cavallo in F3 cercando una nuova semplificazione, oppure dopo cavallo E2 arroccherà. E a questo punto la posizione sarà sicuramente vantaggiosa e sotto controllo per il bianco. Il nero dopo alfiere G5 decide di giocare F6 e qui si sono un po' cambiati i ruoli perché il bianco ha deciso di entrare in questa linea molto complessa. Alfiere per F6, pedone riprende, donna a scacco, e a questo punto il re si trova parecchio scoperto, non ha nulla da fare che non spostarsi in D7 e dopo donna F7 effettivamente non ha di meglio da fare che continuare la sua marcia verso case più sicure. Chiaramente su alfiere 7 potrebbe seguire cavallo per F6 scacco, e questo re è rimasto parecchio scoperto lì al centro della scacchiera in una posizione veramente scomoda. Adesso un re in D6 circondato dai pezzi bianchi potrebbe creare
posizioni di matto, e se facciamo attenzione il matto da seguire, donna D5, castiga, punisce immediatamente questa condotta spericolata del re nero. Però sappiamo, comunque da premessa, che Davide Larigno è un giocatore così estroso che non si tira indietro e quindi in questa posizione decide di giocare a re c6. Ok, re c6 è una mossa particolare perché il re guerriero, permettetemi questo termine, quindi il re guerriero del nero trova una collocazione che, pur trovandosi lungo la diagonale avversaria, è abbastanza sicuro. Adesso solitamente quando siamo costretti a muovere il re cerchiamo poi di nasconderlo, quindi magari quello che vuole fare il nero quando avrà la possibilità, spostarsi in b6, un altro passo verso una casa più sicura, quindi in a7. c5 sulla scacchiera. Adesso il bianco vuole nuovamente creare delle reti di matto. In caso di cattura in c5 interviene la torre. Adesso occhio perché i pezzi sono tanti. I pezzi che vogliono attaccare questo re sono parecchi e questo re scoperto lì al centro della scacchiera, diciamo, corre il rischio di prendere matto un po' ovunque. In questo caso il re si sposta, cavallo per c7 è già sufficiente per affermare che qui il bianco sta meglio. Recuperata la torre resterà l'iniziativa e questo re, purtroppo per lui, è circondato da pezzi bianchi. Dopo c5 Davide Larigno con il nero ha giocato scacco in c2. Il re si sposta e ha catturato. A questo punto l'idea di c5, una delle altre idee di c5, diciamo, viene un po' svelata. L'idea era preparare la cattura in c7, chiaramente scacco di scoperta con la cattura successiva in a8. E qui continua la strada del re guerriero. Ricordiamo, è partito da e8, quindi d7, c6 e adesso continua la sua marcia. Re c5, cavallo e2, tutto per tutto. Vogliamo dare matto a questo re bianco circondato dai pezzi, questo re nero circondato dai pezzi bianchi. E qui in c5 ovviamente nuovamente esposto. Arriva la torre in c1. In alcuni casi potrebbe arrivare un pedone in b4, non dimentichiamo anche il ruolo della donna che facilmente rientra in gioco in coordinazione con il cavallo. Re b6, continuiamo la nostra marcia. Torre c1 e cavallo d6. In caso di cavallo per a8, come dicevo prima, nel momento in cui siamo costretti a muovere il re, questo re spesso cerca di rifugiarsi verso il bordo della scacchiera, creando quello che poi in alcuni casi si chiama rocco artificiale. Quindi in una posizione del genere il re in a7, per quanto è curioso che sia stato mosso tantissime volte, è abbastanza al sicuro. In questa posizione il nero ha giocato quindi cavallo d6 attaccando la donna ritorna indietro e purtroppo per la donna, quindi vediamo un po' che differenza c'è tra una donna in f7 fortissima creando minacce e una donna che è costretta a limitarsi lì verso l'angolo della scacchiera. Tutti i pezzi che si avvicinano all'angolo della scacchiera chiaramente non sono dei pezzi che sono stati migliorati. Alfiere scacco, intermedia, vogliamo catturare questa torre, allora f4 diventa necessaria, bisogna difendere. Alfiere g4 da parte di Davide Larigno, l'idea semplice, vogliamo catturare il cavallo, poi eventualmente catturare il pedone e chiaramente in caso di cavallo per a8 non è da escludere la cattura immediata. Il bianco da parte sua, dato che ha investito tutte le sue energie e risorse, diciamo tutti i pezzi sono stati coordinati per cercare di dare matto, non può perdere tempo nel catturare il materiale. Una mossa come donna per a1 oppure torre per cavallo, torre per a1 chiaramente ritarderebbe tantissimo l'azione e la coordinazione dei pezzi. Il bianco è un giocatore molto esperto, è stata campionessa mondiale parecchi anni fa e allora dopo alfiere g4 decide di ripiegare in attacco. Quindi coordinazione su b7, vogliamo minacciare nuovamente matto. Adesso guardate un po' quanto è curioso e quanto sia creativo il gioco di Davide Larigno. Innanzitutto in questa posizione la minaccia qual è? Se il nero catturasse il cavallo in e2, il bianco cattura la torre con scacco e in caso di donna per arriverà la donna in d6 creando problemi. E probabilmente creando anche nuove minacce di matto, perché su re c7 non è da escludere che donna c5 è in coordinazione con questi tre pezzi o creerà matto oppure creerà un perpetuo. Probabilmente in questa occasione la mossa più facile da vedere è sicuramente la creazione di un perpetuo. In questo modo semplicemente ripetiamo la posizione, però approfondendo un po' di più
ed è veramente complesso quello che vi mostro, e ci sono anche dei temi di matto. È il matto a seguire, un matto in 10 che trova il software, ma magari in partita si poteva anche trovare. Continuando in questo modo, quindi sono tutte mosse che danno scacco, e la chiusura finale con la tipica mossa che anche in questo video è presente, la mossa dell'ascensore. La torre si sposta sulla traversa per poi, o meglio, sulla colonna un po' più avanti per poi spostarsi sulla traversa contro il avversario. Scacco matto, qui il bianco vince in poche mosse. Tornando alla partita, dopo alfiere H6, scacco, attacco il re, quindi la torre dietro, F4 era mossa obbligata, quindi alfiere G4 e dopo donna D5 si stanno minacciando dei problemi. Ma qui David Larigno, e da premessa, lo ridico, giocatore creativo e tattico, decide di giocare donna per C7, sacrificio di donna, ma quanti pezzi sono a cambio di questa donna? Vediamo un po'. La partita continua, pedone per F4, cavallo scacco, prima semplificazione, donna per B7, il re guerriero continua la sua marcia trionfale, comunque cerca di difendersi, perché attenzione che qui effettivamente il nero ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi per donna e alfiere. Considerando che 3 pezzi leggeri sono superiori alla donna, e di fatto il materiale è come avere 2 torri in più, quindi questa è una posizione in cui o il bianco dà il perpetuo o il bianco dà scacco matto, ma se perderà tempo nel guadagnare materiale, nel cercare di prendere materiale, sicuramente perderà. Non c'è di meglio, purtroppo, che andare verso il materiale, e la partita continua in questo modo. Quindi alfiere cattura torre, pedone per scacco di scoperta, il re si deve spostare, a questo punto cavallo scacco, il re si sposta ancora, e torre per A8. Qual è l'idea? L'idea, chiaramente la più spontanea, è donna B7 scacco. Donna B7, al prossimo ti catturo la torre, sono il bianco, sono contento, questo pedone forse non avrà alcun futuro. Non è così. Alfiere D7 difende dallo scacco, e le minacce sono parecchie, perché adesso i pezzi sono 1, 2, 3, 4, 5 per la donna. La torre bisogna catturarla, però purtroppo per il bianco arriva alfiere H3 con matto a seguire. Ok, ci sono dei temi di matto, ve ne mostro uno soltanto, alfiere H3. In caso di re 2 interviene il cavallo, e in caso di re D1 posizione molto curiosa, però è fantastico vedere come questi 4 pezzi leggeri minacciano questo re che è rimasto indifeso all'interno della scacchiera. Splendida partita di David Larigno, che diciamo mantiene la sua nomina di giocatore estroso, creativo, tattico, e rivediamola. G3 per il bianco, D5, alfiere G2 e 5. Il modo più facile per contrastare questa apertura in cui il vostro avversario controlla il centro da lontano è avere una presenza centrale. Il nero dunque ci è riuscito in questo. D4 e 3, cavallo C6, A3. Idea B4, e il nero lo impedisce. Anche questa è un'idea che dovete tenere in mente, perché spesso si verifica. D3 sulla scacchiera, cattura in E3, alfiere riprende e cavallo E7. E da qui in poi vediamo quanto, diciamo, dal nulla si riesca a creare quello che avete visto in partita. Cavallo C3, cavallo F5, voglio prendere questo alfiere, oppure voglio controllare la casa centrale. Cavallo D5, cavallo D4 e adesso alfiere G5, che poi, ok, con il senno di poi alfiere G5 è chiaramente una mossa molto impegnativa e molto rischiosa, però anche qui è difficilissimo da vedere o immaginare che il nero possa salvarsi. La partita è andata appunto con donna H5, re si sposta, donna F7, re C6, e qui il tentativo del nero è quello di mettere il re al sicuro, il tentativo del bianco è chiaramente quello di dare matto. È difficilissimo immaginare prima, dopo alfiere G5 F6, che questa posizione il nero si possa salvare. C5 sulla scacchiera, cavallo scacco, doppio, il cavallo cattura la torre, cavallo per C7, scacco di scoperta, l'alfiere da lontano punta l'avversario, re per C5, cavallo E2. Come vedete tutte queste frecce creano l'idea della posizione esposta del re del nero e indicano tutte le minacce. Torre C1, B4, donna D5, donna C4 in alcuni casi. Re B6, il momento di mettere il re al sicuro. Torre C1, cavallo D6, mossa importante, difende B7, guadagna il tempo sulla donna in F7, la donna va via e alfiere per H6. Adesso questa sequenza chiaramente sembra risolvere tutti i problemi del nero. Qui il nero ha trovato la mossa migliore, il sacrificio di donna, e magicamente si trova con tanti pezzi in più rispetto al bianco.
cavallo C3, cattura in F4, cavallo scacco intermedia, presa in B5, donna per B7, il re fugge. Curioso, diciamo questa partita si concluderà in 31 mosse, e di cui 8 sono state le mosse del re. Scacco intermedio, alfiere per A8, pedone per G3 e adesso purtroppo arriva il tema di matto, alfiere di 7 dopo lo scacco, donna per A8, alfiere H3 e qui il nero si arrende. Chiaramente, va bene, abbiamo visto un po' cosa poteva accadere dopo Re 2, però dopo Re G1 anche in questo caso ci sono tanti temi di matto, tra cui alfiere 3, ti spingo lì verso l'angolo, e la silenziosa G2 è già sufficiente per dire che qui il bianco è una posizione estremamente persa, costretta a sacrificare la donna. Poi il vantaggio finale sono questi 3 pezzi leggeri. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Quando io l'ho vista, diciamo, sono rimasto parecchio affascinato e spero di avervi dato qualche input, qualche nozione per condurre il vostro gioco in apertura. Ciao a tutti e appuntamento al prossimo video qui su Maestro Scacco.